Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi altro percorso della Trail Valley. Ci troviamo sopra Bettola a Rigolo Scoglio. Tra l'altro per venire in macchina, mamma mia, cioè c'ero mai stato, è uno dei paesi più in culo ai lupi che possa esistere. Oggi in particolare facciamo questo sentiero qui. Sulla carta non dovrebbe essere molto impegnativo, sono 8 km, circa 2 ore e mezza di strada, di cammino, e questo percorso qua si chiama il Salto del Lupo. Ovviamente anche questo percorso ha in questo caso una leggenda e anche una riflessione su cui meditare. Come al solito ve lo andrò poi a raccontare e niente, buona visione. Allora ragazzi, prendo fiato, primo tratto dal paese di Rigolo Scoglio, che tra l'altro se fate questo percorso non provate a lasciare la macchina lì perché non c'è posto, lasciatela un po' appena prima a Rigolo Chiesa, dove c'è il posto da parcheggiare. Quindi niente, primo tratto veramente in salita attraverso come vedete un tratturo, un sentiero dove passano jeep e trattori, e adesso siamo immersi in questo bellissimo bosco tutto intorno a me, veramente molto bello. Ragazzi, arrivati a un cartello, a uno dei primi cartelli che si incontra durante il tragitto. Come potete vedere qua i percorsi sono due, il Salto del Lupo
che sono di 9 km, e invece l'Arsenale Segreto che sono di 17 km. Magari questo lo faremo per la prossima volta. Le previsioni mettevano bello con qualche nuvoletta, ma qui sta cominciando a far brutto. Siamo arrivati al nostro primo bivio. Allora, andando sulla destra si percorre il dipinto perduto, mentre il Salto del Lupo e l'Arsenale Segreto bisogna andare a sinistra.
Allora ragazzi, pensavo insomma si potesse un po' aprire la giornata con qualche sprazzo di sole, ma per ora c'è solo delle nuvole basse e tipo della nebbiolina. Intanto sto guardando e ci sono, guardate, vediamo se riesco a farvelo vedere. E niente, c'erano dei caprioli che stavano attraversando la strada e sono andati su nel bosco. Spero di averli ripresi. È sempre bello vedere gli animali in natura. E comunque stiamo procedendo abbastanza spediti. Come vedete siamo su questa strada che porta al paese di Predalbora. Ecco ragazzi, siamo arrivati, stiamo per arrivare al paese di Predalbora. Mamma mia, veramente com'è in culo i lupi questo posto. Non so se è colpa del tempo, ma ha un non so che di tetro questo paesino sperduto.
Ragazzi, sono dentro al paese di Predalbora e devo dire che, a parte qualche eccezione, se l'altro giorno vi ho portato questo borgo fantasma, devo dire che qua ci manca veramente poco perché diventi fantasma. Penso che in questo momento non ci sia nessuno qua in questo paese, che vive in questo paese. Qualche casa sì, è stata ristrutturata, ma nulla di più. Mamma mia, che cosa spettrale. Allora, eccoci arrivati al bivio. Sulla destra l'arsenale segreto e sulla sinistra il salto del lupo. Proseguiamo. Sentite questi rumori, questi versi, probabilmente chissà di che animale sono. Probabilmente caprioli. Allora ragazzi, guardate, ci sono evidenti impronte di caprioli, guardate. Sì, i versi che si sentono sono sicuramente i bramiti dei caprioli, li sento veramente molto vicini. Abbiamo incrociato il sentiero CAI 029.
Wow. Allora ragazzi, stiamo percorrendo la strada asfaltata che ci porterà alla macchina. Percorso bello, ma giornata brutta, ed è sembrato un po' tutto un po' cupo. Poi quando deve piovere da un momento all'altro non è bello essere nei boschi, insomma ti dà un po' di tristezza. E niente, per quanto riguarda la narrazione di questo sentiero, la leggenda narra che da queste parti, io sinceramente non l'ho visto nel percorso, non ho ben capito se è nel percorso, percorrendo proprio il sentiero, o qua vicino. Comunque ci dovrebbe essere una roccia a forma triangolare che dà proprio sul fiume Nure, sul torrente Nure, e la leggenda narra di un lupo che ormai era braccato da un cacciatore, e quindi arrivato a questa roccia, vista praticamente la sua fine, la morte certa, doveva scegliere se saltare nel vuoto oppure farsi sparare dal cacciatore. Il lupo ha scelto il salto nel vuoto, e infatti questa roccia prende appunto il nome del salto del lupo. Ovviamente questa storia fa riflettere perché i lupi nelle nostre zone fino a qualche decennio fa erano scomparsi, si erano estinti dalla nostra zona, mentre da qualche anno a questa parte hanno ritornato a vivere e a ripopolarsi nei nostri boschi. E questa leggenda narra, appunto, vuole secondo me insegnare che al 99% dei casi il lupo non attacca mai l'uomo, solo in casi estremi. Quindi il racconto finisce col dire che se trovi nel tuo percorso, nei boschi, nei tuoi cammini, nei tuoi sentieri, nelle tue avventure, ti trovi davanti o comunque in prossimità di un lupo, non devi aver paura, che il lupo sceglierà sicuramente un'altra strada. Bene, mi dispiace solo non capire qual è questa roccia. Vediamo se magari riesco a prendere qualche informazione, e spero che anche questa avventura vi sia piaciuta. Sicuramente tornerò da queste parti perché ci sono altri 2 sentieri. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!
Questo era un pozzo, guardate che bello, e da qua magari qui veniva giù l'acqua. Eh sì, che peccato. Allora ragazzi, ci troviamo qua più davanti alla famosa roccia, il Salto del Lupo. Come potete vedere noi eravamo qua più là in alto, quindi il sentiero passa là in alto, quindi non potevamo vederlo. Per vedere questa roccia bisogna venire in località Olmo di Farini, e ecco, quindi quella è la famosa roccia. Lì in mezzo, come potete vedere, c'è la Val Restano, dove scende appunto il Rio Restano, che poi si getta nel fiume Nure che abbiamo qua davanti.